Un nuovo tentativo di effrazione alla sede regionale della UIL del Veneto di Via Bembo a Mestre è andato male per i ladri. Questa volta la porta blindata ha retto, ma i danni sono comunque ingenti e soprattutto a preoccupare la straordinaria frequenza con cui queste incursioni stanno avvenendo. Il raid della notte scorsa è il quarto in poco tempo. In questi giorni i residenti e i negozianti della zona hanno espresso solidarietà al sindacato che ora farà della sicurezza una delle sue battaglie. È stata violata la casa di 150.000 famiglie, perché questi sono gli iscritti che noi abbiamo in Veneto. Vogliamo fare questa battaglia per rendere Mestre più vivibile, per dare la possibilità alla gente di uscire alla sera, ai commercianti di stare tranquilli con i loro negozi e rendere la qualità della vita migliore. Appena pochi giorni prima dell'ultima incursione dei ladri, il segretario generale della UIL era intervenuto come ospite in diretta dalla sede di Mestre del sindacato al talk show Focus, annunciando però che avrebbe dovuto lasciare la trasmissione poco dopo le 22. Vi dico il perché vi devo lasciare, perché sono nella sede di Mestre e ormai è la terza volta che entrano di notte, ci spaccano tutto e dopo una certa ora ho paura di essere qua, perché questo paese ha bisogno anche di sicurezza, non solo di demagogia. A quel punto le spaccate alla UIL erano già state 3, l'ultima poche ore prima del programma. Ieri ci hanno fatto un disastro, ci hanno spaccato tutto, dunque i carabinieri mi hanno detto che devo uscire prima, invece di mettere in sicurezza la città. Ma insomma, non i carabinieri, ma insomma... Ma è stato un atto di vandalismo oppure c'è qualcosa da portare via? No, sono appassionati delle nostre macchinette del caffè, del contenuto delle monetine che c'è dentro. Qua a Mestre è pieno drogati e persone malmesse e spaccano le porte e vanno a rubare dalla macchinetta del caffè. E ci fanno dei danni che ha voglia. La UIL ha deciso di controllare la sede anche con la presenza della vigilanza privata durante la notte. Tutta la zona, da via Cappuccina alla stazione ferroviaria, dicono alla UIL, è popolata da sbandati e delinquenti. C'è gente che smercia droga alla luce del giorno e nel nostro parcheggio troviamo tossicodipendenti a qualsiasi ora.